Allora, amici di Bella Sicilia, oggi siamo qui a Gangi per mostrare le stravole in vista. Le stravole è un antico mezzo di trasporto campestre che veniva utilizzato dai contadini che dalle terre portavano i covoni di grano nei luoghi dove poi veniva appunto si verificava il pisato, che è la suddivisione con l'asino, diciamo, del chicco di grano dalla spiga. Questa è la stravola dei Burgisi, questo un antico mezzo, cioè questo antico ceto sociale in cui in questa tavola, diciamo, si rappresenta un po' quello che è un altare devozionale dove tutto quello che si produce appunto dalla terra viene offerto al Santissimo Sacramento. Questa invece è quella dedicata al culto di Caos, quindi il vuoto assoluto da cui si dà origine ai quattro elementi naturali. Infatti la stavola è nuda, è stata una cosa voluta perché da un costone roccioso emergono questi fili, diciamo, che si annodano tra di loro fino al raggiungimento della spiga che rappresenta il nutrimento fondamentale appunto per l'uomo. Ci avviciniamo invece poi quelle più, diciamo, centrali, che sono appunto dedicate al culto delle Dee Madri, in cui emerge questo fascione di spighe che è un po' un rimando alla colonna del tempio dedicato al culto delle Dee Madri. E davanti ad esse ci sono tre sezioni che sono praticamente le tre suddivisioni della natura che si risveglia dall'inverno, natura che dà i suoi frutti e natura che sta riposando. E infatti qua, soprattutto per quanto riguarda la parte del riposo, c'è la parabola evangelica che proprio ci racconta che il chicco di grano per produrre frutto deve per forza morire. Infine c'è quella di Demetra, che è una delle tre dee madri che celebra un po' il frutto maturo, infatti è tutta rappresentata con il campo di grano, dove emergono questi fiori rossi che sono praticamente i fiori, viene paragonato, diciamo, Demeter viene paragonata al papavero rosso che emerge all'interno del campo di grano. Da questo campo di grano emergono due elementi fondamentali che sono i due cereali principali, che c'è il grano che serve per la panificazione e l'altro che invece è l'orzo, che era un cereale che serviva per la realizzazione di una bevanda che era il ciceone, per celebrare i misteri eleusini, che erano misteri legati al culto di Demetre e di Persefone, riti sacri. A che ora prenderà il via questa sfilata? Quale invito facciamo per questa domenica? Venite a Gangi per vedere una manifestazione solitamente diversa rispetto alle solite che si vedono nel territorio, perché qui si vanno a toccare misteri e culti pagani che hanno questo grandissimo intreccio anche con il cristianesimo. Infatti il corteo prevede queste due sezioni dell'etnoantropologico e del mitologico proprio per dimostrare questo forte legame prima dell'avvento appunto del cristianesimo che l'uomo aveva già in queste terre verso appunto la terra. A che ora prenderà il via il corteo? Alle ore 17. E allora invitiamo tutti questa domenica a Gangi per vivere tutto questo. Venite a Gangi e non ve ne pentirete. Grazie, il suo nome? Grazie a voi, Aldo. Grazie Aldo e al Grazie. prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia.